Dopo la recente polemica per il documentario anti-vaccini, la cui proiezione a Padova è stata sospesa, ora la discussione riguarda l'altro fronte, ovvero quello dei pro. La questione nasce dalla presenza di un libro a favore dei vaccini tra i finalisti del premio scientifico Galileo. Il caso è stato sollevato dal professor Silvio Riondato, docente di diritto penale all'Università di Padova e avvocato difensore di un medico sotto procedimento disciplinare dell'Ordine per le sue posizioni anti-vaccini. Riondato ha scritto al rettore dell'Ateneo lamentandosi per l'inserimento del volume tra i 5 finalisti del premio dedicato ai testi di divulgazione scientifica. Intanto, polemiche a parte, l'ULSS Padovana ha diffuso i dati riferiti alla campagna straordinaria di vaccinazione contro il morbillo dopo il recente allarme epidemia. In una settimana sono state 544 le dosi somministrate. In Veneto, fa sapere l'azienda sanitaria, ci sono attualmente 17 focolai di morbillo. Ogni giorno nel territorio padovano si registrano 4 nuovi casi. Vietato pertanto abbassare la guardia.